Si conclude con questa partita alla Palla Cicogna, la 24esima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 match tra Camere Treviso e Sandro Abate. Un ben ritrovati da Andrea Martucci che vi accompagnerà assieme alla regia di Italo Morano in questa partita che è davvero molto importante per i padroni di casa ma anche per la squadra ospite per quanto riguarda la classifica. In diretta come sempre su pulsatv.it. La formazione di Roscia nelle ultime settimane sarà tornata alla zona playoff e quindi contro il quintetto campano è costretta tra virgolette a cercare la vittoria se vuole partecipare alla post season. Dall'altra parte la compagine velenese deve lottare per mantenere la posizione tra le prime 8. Nel precedente turno il team del Sandro Abate è stato sconfitto in 4-2 in casa dalla Meta Catania, prima ancora 2-2 del derby con l'Eboli. È da un po' di giornate che coach Basile ha ottenuto una serie di risultati che gli permette di essere sempre tra il sesto e il settimo posto. D'altra parte la squadra di casa proviene da 2 KO e non vince in questo palazzetto da diverse settimane, visto che a Ponzano Veneto sono passate l'L84 e la Fortitudo Pomezia. La differenza in classifica tra le due contendenti è di 4 punti, a quota 36 infatti ci sono i ragazzi di coach Basile, a 32 quelli della formazione di Roscia. Andiamo a vedere quali che saranno i protagonisti di questo match, iniziando dalla squadra ospite con Vitiello, Galletto, Ezzi, Ugherani, Ghi, Abate, Wilde, Parisi, Di Luccio, Avellino, Arillo e Osian. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, nella distinta troviamo Pietrangelo, Belsito, Striglio, Botosso, Turc, Del Gaudio, Sutton, Giappa, Di Guida, Fadiga, Sai, Azzoni, Ditano e Sacon. Gli arbitri di questo match sono Alessandro Canizzaro di Ravenna, Luca Serfilippi di Pesaro. Il crono è affidato ad Andrea Colombo di Modena. Le due formazioni sono entrate sulla parquet, allora consuete foto, ricordo per entrambe le formazioni qui sulla parquet del Palla Cicogna, in questo Camere Treviso Sandro Abate, una partita come vi dicevo molto importante soprattutto per la squadra di casa, in considerazione del fatto che l'ottavo posto si sta allontanando sempre di più progressivamente. Gli altri risultati di questa 24esima giornata dicono Meta Catania che ha vinto contro il Ciampino per 6-1, Napoli che ha battuto l'Olimpia Verona, già retrocesso 6-2, la Feldi Eboli ha superato lo Sporting Santa Costadina per 7-4, Pesaro 4, ecco G-City Genzano 1, l'Active Network è stata superata in casa dal Cosenza per 3-2, 6-6 e questo è un risultato davvero particolare tra Mantova e Roma. Si sta giocando con inizio alle ore 18 il match tra Pomezia e l'L84 con la formazione piemontese in vantaggio per 1-0 e come ultima partita in questa 24esima giornata appunto si gioca tra Camere Treviso e Sandro Abate qui a Ponzano Veneto. Maglia scura per quanto riguarda la formazione di casa, bianco-verde per i Lupi Irpini, con la formazione della Came che attaccherà da destra verso sinistra, viceversa la squadra di Piero Basile che è già sul cerchio centrale del campo ad iniziare il match con il primo pallone toccato da Ghi, la possesso di palla quindi da parte della formazione campana. Tra le altre cose vediamo schierato subito dal primo secondo Ugherani, l'ex di turno, giocatore che ha fatto buone cose qui in terra trevigiana con la formazione bianco-blu, che quest'oggi appunto la vedete con la maglia e i pantaloncini neri, sostanzialmente con la scritta Treviso sul fianco sinistro. Ugherani, pallone lanciato in avanti in una zona dove non ci sono giocatori né da una parte né dall'altra, completamente sguarnita quella zona del campo. Passati i primi 17 secondi di gioco con il possesso di palla ora da parte della formazione di Silvio Roscia con Sutton Giappa. Ci sarà il solito confronto tra Avellino e Giappa, un solito perché già altre volte lo abbiamo visto. Attenzione Avellino, il tacco verso l'area di rigore, controlla bene
Sutton, la discesa in attacco. Intanto c'è Ghi, il toro, il pivot della formazione ospite, perso il pallone dalla squadra avellinese con il tentativo di Sakon, il pallone che viene spedito sul soffitto e si riprenderà con la rimessa in gioco in zona d'attacco da parte di la Kame Treviso con Botosso, poi c'è Sakon. Il destro per Sutton, su di lui c'è Ugherani, cerca di accentrarsi, perde la distanza con il pallone che gli viene rubato dalla squadra ospite. Si passa per i piedi di Avellino, il piatto per Ghi, ancora la combinazione con i due giocatori, si fa vedere sulla destra Ugherani, però c'è il mantenimento del pallone ancora del giocatore con la maglia numero 9 che fa segno di ok al proprio allenatore Basile. Passati i primi 1 minuto e 15 secondi, Avellino arpiona il pallone con il destro, Ugherani cerca la verticalizzazione, trova il corpo nella traiettoria di Giappa che controlla intanto la situazione delle suole delle scarpe. Avellino per Ugherani, pallone per Ghi, lo stop di petto ancora per Avellino, si ripropone sulla sinistra Arillo e poi c'è il tentativo di Ugherani con il mancino. Arillo sicuramente un giocatore molto importante, una bella rosa quella della squadra ospite. Intanto c'è Ghi che è molto fuori dall'area di rigore, vedremo se ci sarà un inserimento all'improvviso all'interno di questa. Beh, eccolo qui in pallone per Ghi, cerca di liberarsi, trova l'assistenza ancora con i propri compagni. Arillo all'indietro per Avellino, Ugherani il numero 8, la sponda tra Arillo ed Avellino, continua il possesso di palla, poi il passaggio intercettato da Botosso per Sakon, la palla per Giappa, libero Botosso dall'altra parte, il destro intercettato da Ghi e la palla che finisce sul fondo. 17:55 al termine del primo tempo, con ancora nessuna azione vera e propria pericolosa né da una parte né dall'altra. Botosso parte il tiro, Avellino intercetta il pallone, poi si lotta su questa palla, cade a terra, il fallo commesso da Avellino che alza le braccia, l'intervento falloso del numero 20. Calcio di punizione vicino alla linea della rimessa laterale. Intanto entrano Del Gaudio e Turk al posto di Giappa e Botosso. Vedremo se si cercherà uno schema. Sappiamo quanto la formazione della Kame sia brava nelle palle inattive a realizzare reti. Parte, attenzione, Avellino capisce tutto, rincorso da Del Gaudio. L'ultimo rimpallo favorisce proprio la fase difensiva della Kame, che quindi può rimettere in gioco nuovamente. Aveva capito tutto Avellino di quello che poteva essere lo schema del gioco in questa azione di calcio di punizione provocata proprio dal numero 20. Cade a terra Botosso, si rialza sul pressing di Ugherani ed è lo stesso Ugherani quindi che guadagna il possesso davanti alla panchina della Kame. Avellino è pronto, guarda la disposizione dei propri compagni, cerca Arillo, l'anticipo di Botosso sul numero 23, mettendo la palla in rimessa laterale, la distanza richiesta da parte dell'arbitro, il conteggio dei secondi, dall'altra parte l'anticipo di Sutton con la testa, era pronto a scoccare il mancino Ugherani e eventualmente al volo. Sutton si sistema la scarpa sinistra, Ugherani, parte il tiro, ancora Ugherani che già in precedenza aveva provato a traino Sutton sul buon passaggio di Giappa, poi il sinistro, la copertura di Arillo e poi in mezzo un pallone sul quale non è pronto all'appuntamento per un soffio Botosso che si era portato veramente vicino alla porta, pallone scagliato dall'altra parte, finisce sulla parte destra della fronte d'attacco della Camera, la parte sinistra rispetto a quello dell'Avellino. Si è perso il pallone, ecco che quindi il crono
lo porta avanti. Attenzione perché stava per cadere cercando di controllare il pallone il crono. Ugherani, su di lui c'è Sutton, tutto regolare. Bottosso non ne riesce a tenere il possesso di palla il numero 7, inquadrato qui di spalle, che si volta, guarda la situazione proprio dietro le sue spalle per capire se deve arretrare. C'è Zacon su Ghi, Sutton è tutto solo sul cerchio centrale del campo e quindi si partirà con un 3-1 in fase di impostazione di gioco da parte della squadra di Piero Basile. L'anticipo di Zacon su Ghi. Ugherani, Avellino, Ugherani, palla ancora per Avellino, pallone portato avanti da Avellino, la sponda all'indietro, poi c'è questo passaggio cercato per Arillo, palla che arriva tra i piedi di Ghi. Attenzione, prova il tentativo di percussione, ancora la possibilità di Arillo, la chiusura di Avellino, sul cerchio centrale del campo il sinistro verso Bottosso e la palla che finisce sul fondo con la chiusura sempre del numero 23 Attilio Arillo. Intanto il coach Basile deve cambiare maglia perché altrimenti si potrebbe confondere con la squadra della Came. Zacon, parte il destro, pallone che si spegne sul fondo, non lontano dalla porta della formazione ospite, difesa da Parisi. Rivediamo nel replay il destro del numero 89, comunque con il portiere che aveva controllato. Intanto entra in scena Wilde, eccolo qui il giocatore, poi ancora il sinistro di Ugherani. 3 conclusioni verso la porta della Cam e 3 conclusioni dello stesso numero 8 della squadra avellinese. Eccolo qui Wilde, inquadrato dalla nostra telecamera a bordo campo. 16:10 al termine del primo tempo, ancora 0-0. La panchina dell'Avellino con i vari giocatori pronti ad entrare, in particolare Osian e Galletto. Galletto entra lui per primo in campo rispetto al compagno, si riprende il gioco con Zacon per Turk, Sutton, ancora serie di passaggi, Giappa all'indietro, ancora Giappa, Turk, il pressing alto della formazione avellinese, i lupi irpini che ora scappano all'indietro per andare a recuperare il pallone. Turk, ancora ottima la gestione della palla da parte della Came, con Sutton che mette in mezzo il pressing e intanto ci sono le proteste da parte del giocatore della formazione avellinese, ma l'arbitro aveva fatto proseguire. Turk, il sinistro, era stato Galletto, il neo entrato, a dire che insomma ci sarebbe stato un stazionamento del giocatore avversario e invece l'arbitro aveva dato l'ok per proseguire l'azione. Si riprende con il possesso di palla della squadra campana, il lancio verso Galletto, capisce tutta la difesa Pietrangelo, sino ad ora nessuna parata dei due portieri. 15:10, quasi 5 minuti senza una parata di entrambi gli estremi difensori delle due squadre. Galletto, Avellino, si fa vedere Osian, poi cade a terra il numero 77, ma è tutto regolare, soltanto un fallo sino ad ora in questa
partita, quello commesso precedentemente da Avellino. Turk rincorre il pallone, lo controlla senza problemi Parisi, quindi l'azione si conclude sul nascere da parte della formazione della Came. Wilde, Galletto mette il pallone fuori, regala questo angolo dalla sinistra con Di Guida, che ora ha la possibilità di mettere in azione i propri compagni. Si parlano Turk e Sacon, con avente in mente il prova al sinistro, palla poi tirata direttamente con questa ottima iniziativa. Eccola qui la prima parata da parte del portiere Parisi, con il tentativo di destro di Guida, e ora c'è qualche problema, diciamo, nelle parti basse di Avellino. Una pallonata, lo vedete inquadrato, è ancora un po' sofferente il numero 20 della formazione irpina. Pallone restituito, Galletto, Osian, verticalizzazione, attenzione per Galletto, ha cercato il pallonetto, e poi ancora il tentativo, 2 volte attento Pietrangelo. Quindi ottima occasione, la prima vera occasione da rete in questa partita la costruisce la formazione ospite, con Galletto che si era trovato a tu per tu con Pietrangelo, ha cercato lo scavetto, non si è fatto sorprendere l'estremo difensore della formazione trevigiana, e poi successivamente l'ulteriore tiro, ma ancora una volta pronto Pietrangelo, e quindi il risultato che rimane sullo 0-0 dopo 5 minuti. Si apre la partita, intanto c'è la rete di Osian che sblocca il risultato a 13:49 dal termine del primo tempo. È stato Wilde a trovare sulla sinistra libero il proprio compagno, e il sinistro vincente del giocatore avellinese, e quindi il vantaggio della squadra di Piero Basile. Come dicevo, dopo i primi 5 minuti in cui non si erano viste azioni da gol, in un giro di pochi secondi la formazione ospite ha costruito 2 palle gol, la seconda è andata a bersaglio, e quindi il vantaggio della squadra del Sandro Abate. E ora ci proverà Turk, il sinistro, e palla che tocca forse anche la parte alta della traversa. Rivediamo, infatti è così sfortunata questa azione, questo tentativo del giocatore della nazionale slovena, e il pallone che è uscito dal campo. Quindi risposta immediata da parte della Came a questo vantaggio della squadra avellinese. Ezzi intanto entra in campo, ora in possesso di palla proprio l'autore della rete con la quale Sandro Abate è in vantaggio per 1-0 qui in terra vigiana a Ponzano Veneto, a pochi chilometri da Treviso. Di Guida, l'anticipo ancora di Osian, le indicazioni di Piero Basile. Possesso di palla ora della Came. Di Guida attende che il pallone finisca fuori dal terreno di gioco. Azzoni di Guida, intanto caduta a terra di Guida. Del Gaudio cerca di ritornare sulla palla, su questo pressing Turk di Guida. Di Guida si lotta su questa palla, e poi il pressing, doppio pressing, 2 giocatori su Di Guida. Le proteste con l'arbitro che poi parla anche con la panchina della Came. Gestisce la palla ancora la formazione ospite, con Wilde che dà al proprio portiere che spara in avanti. Il colpo di testa, Galletto si gira sul cerchio centrale del campo, trova Wilde. Galletto si sposta, poi
palla scodellata di destro da Wilde, che lascia il posto ora a Di Luccio. Il numero 16 entra sul parquet del Palaciconia, 12-17 dal termine del primo tempo. Da qualche minuto la squadra del Sandro Abate è in vantaggio per una rete a 0. Del Gaudio, Osian esce bene, trova tutto lo spazio a disposizione per portarsi in avanti sulla banda destra. La progressione, poi l'ultimo tocco dello stesso giocatore che torna indietro a protezione come ultimo giocatore della propria porta, ultimo giocatore ovviamente in movimento. Parisi parla con Ezzi. Si ritorna ancora a giocare, ancora con questo sviluppo d'azione sulla sinistra da parte di Ezzi, con il Sandro Abate che prova costantemente, soprattutto su quell'auto di sinistra, a portarsi in avanti. Le azioni più pericolose sono nate da quella parte. Movimento dei giocatori, parte il destro ed Ezzi che cerca l'angolo basso, ma Pietrangelo fa buona guardia. L'uscita da parte del portiere, intanto c'è Azzoni che porta avanti la sfera, però poi non riesce a tenerla in campo. Ottimo Galletto che non fa proseguire l'azione del giocatore della formazione avversaria. Rientra in campo Arillo. Del Gaudio blocca l'iniziativa di Ezzi. Rivediamo nel replay il destro con Pietrangelo che non si fa superare. Ezzi, lungo rilancio di Avellino, ancora Ezzi. La risposta con il corpo in uscita da parte di Pietrangelo, ma ancora una volta pericolosissima l'azione della formazione di Piero Basile con questo tentativo del numero 7 biancoverde. Arillo mette a terra il pallone e intanto c'è un contrasto, ha messo un braccio proprio sulla faccia a Del Gaudio. Sembrava quasi un gesto rugbyistico di protezione di Luccio. E poi il rimpallo sul corpo di Guida, un pallone che finisce sul fondo. Tentativo con il corpo di non far iniziare l'azione del qui inquadrato numero 14. Ed ecco qui tanto l'allenatore della squadra ospite con in primo piano Ugherani. Di Luccio, pressing, palla che viene spedita fuori. Parisi ha lasciato che il pallone finisse fuori, anche perché era un po' difficile che potesse raccoglierlo facilmente. 9 minuti e 3 secondi passati. Del Gaudio, attenzione al contropiede, la chiusura di Turk, poi il passaggio per Azzoni, colpisce di testa. Dall'altra parte ancora la formazione ospite pericolosissima con Arillo, batte risposta in velocità da una parte e dall'altra, non un secondo di fermo. Avellino, il pallone centrale colpito dal difensore, pericolosissimo di controbalzo questo tentativo del numero 20 del Sandro Abate. Lo rivediamo, palla che arriva dall'angolo di destra e di controbalzo con il bel tiro del numero 20 di collo pieno. Turk, Sacon, Del Gaudio non riesce ad andarsene via ad Avellino. Esce nel frattempo il numero 23
anzi il numero, sì, e quindi la rimessa, anzi era la numero 16 di Lucio, il pallone che viene messo fuori. Ugherani, Avellino, sciabolata come dice qualcuno calcisticamente parlando in avanti, palla troppo lunga, Ghi non poteva raccoglierla. Botosso, Giappa lotta con Avellino, il pressing, Sacon, Botosso, parte il destro e pronta la risposta da parte di Parisi, che non si fa alcun problema a prendere il pallone e a cederlo ai compagni. Salta, ancora buona l'azione sulla sinistra da parte di Arillo, poi il pallone per Sutton per Giappa, le proteste di Giappa perché secondo lui era stato trattenuto da Avellino. Palla che finisce fuori, primo quarto di partita se n'è andato con la squadra ospite che è in vantaggio dopo 6 minuti e 11 secondi. Si è sbloccato il risultato con la rete di Osian. Intanto c'è questa iniziativa da parte della Came, sul quale deve metterci del suo l'estremo difensore della squadra ospite Sacon. La chiusura di Ghi a 9:13, altro tentativo da parte della Came quindi di cercare di raggiungere il risultato di parità. Giappa, il destro, ancora l'ottimo controllo del portiere avversario, più che controllo la parata. Rivediamo, pallone che arriva per Giappa, si allunga con la gamba destra Parisi per ribattere il pallone. Questa è sicuramente stata una delle azioni più pericolose, 2-3 ne ha costruite sino ad ora la Came in questi primi 11 minuti di gioco. E parte il tiro di Sacon troppo alto, non ha trovato ancora le misure il numero 89. Ugherani trova sulla sinistra Arillo, ancora Ugherani, Botosso lo ferma, guadagna la rimessa laterale ancora la squadra irpina. Avellino, Arillo per Ghi, su di lui c'è Sutton, si libera del pallone. Avellino, Arillo, Giappa su di lui, si ritorna ancora per Avellino. Ugherani, circolazione di palla, cerca di aumentare il pressing, la chiusura di Sutton, il pallonetto su Arillo, Sacon e Giappa con qualche difficoltà fa anche il tunnel ad Ugherani. Botosso, Giappa cerca la combinazione, capisce tutto Ghi, pallone recuperato quindi dalla Sandro Abate che costruisce nuovamente l'approccio a questa azione, questa volta non riesce. Ghi fa segno di ok con il pollice alto al proprio compagno. 7:56 al termine della prima frazione di gioco, 0-1 il risultato. Sacon, c'è Ghi che cerca di rubargli il pallone, Botosso, intanto c'è il fallo nel momento in cui stava cercando appunto di recuperare la palla a Sacon. Il pivot della formazione dell'Alessandro Abate ha toccato il piede e quindi c'è il secondo fallo commesso dalla squadra di Basile. Calcio di punizione
Vediamo che Botosso lascia spazio a Del Gaudio, le indicazioni con Giappa che si è posizionato sulla sinistra, Del Gaudio sulla destra, c'è la chiamata dello schema. Sutton, vediamo se ci sarà il passaggio. No, azione costruita normalmente, non c'è stato nessun tentativo immediato. Giappa, attenzione, Sacon, il gol! Sacon tutto libero sulla destra, il diagonale vincente e va a realizzare la rete del pareggio a 7:38 dall'intervallo. Sacon va ad aggiornare il risultato sul tabellone del Palaciconia, lasciato colpevolmente solo da Arillo. Il numero 23 se l'ha ritrovato dietro alle spalle, non se ne era accorto e quindi a botta sicura va a trovare la rete, la formazione della Kame, quindi il risultato che torna in equilibrio in questo primo tempo. Per Matteo Sacon si tratta della 10ª rete, per Osia in precedenza della 9ª. Per quanto riguarda Sandro Abate, Arillo che è arrivato diciamo qualche mese fa, sono 14 le rete complessive, mentre per Giappa 17 sono i due giocatori che hanno, delle due squadre che hanno realizzato maggiori marcature in questa stagione. 7:11 dal termine del primo tempo, con ora nuovamente che si porta in attacco la squadra irpina con Wide, parte il sinistro, c'è stata la deviazione di Botosso, si parlano i giocatori in campo, Avellino, Wide, Ugherani e appunto Osian, questi i 4 giocatori di movimento da parte della squadra di Piero Basile in questo istante. Wide tutto solo, ha cercato di riportare in vantaggio la propria squadra a 7:04, ha cercato immediatamente la risposta, la formazione del Sandro Abate, ora con Ugherani. Questo è l'ennesimo tentativo di sinistro del numero 8 avellinese. Rivediamo nel replay il destro e con sempre il piede destro, ma questa volta in risposta in fase difensiva di Pietrangelo per fare in modo che il pallone non entrasse nella propria porta. Triangolazione riuscita, Sacon, la suolata e il tiro! Grandissima azione, la suolata per portarsi avanti il pallone e poi lo ha scagliato il numero 89 verso la porta avversaria. Rimaniamo in diretta perché cerca nuovamente questo attacco la formazione della Kame, con Botosso che viene chiuso. È andata vicinissima anche la squadra di casa a raddoppiare il suo punteggio, a portarsi in vantaggio in questo caso dopo il momentaneo vantaggio della squadra avellinese. Intanto è caduto a terra Sacon, ha fatto male anche un po' a Wide che era lì nei pressi. Rivediamo, eccola qui il replay offerto da Italo Morao, il sinistro, la pronta risposta in tuffo del portiere. Bella questa azione. Wilde, intanto c'è Galletto sulla destra, viene invece servito sulla sinistra Osian. Wilde, Osian, palla non gestita questa volta in maniera ottimale dalla squadra ospite. Si riprende il gioco, davvero un incontro interessante in questa 24esima giornata. Stiamo andando verso la conclusione del campionato, punti che diventano sempre più pesanti. Botosso porta a spasso il pallone,
per sottrarsi la marcatura, poi verticalizzazione, l'uscita a valanga di Parisi, portiere mette il pallone fuori, l'altro collega lo va a recuperare, Pietrangelo. Sutton, Saccone sbaglia completamente la palla che non viene arpionata da Osian, per fortuna della Kame. Intanto ci sono le proteste da parte di Giappa, sempre molto controllato il pivot della Kame, e evidentemente anche perché è dal punto di vista delle marcature il migliore giocatore che ha a disposizione Silvio Roscia. Sutton, lo scarico per Botosso all'indietro, allarga sulla destra per Saccone, non viene superato Galletto, poi il pallone di ritorno, attenzione, Galletto con Saccone, storie tese tra i due giocatori, vengono richiamati tutti e due, cerca di portare un po' di calma in campo l'arbitro in questo momento. Sutton, Giappa, Botosso in qualche modo porta avanti il pallone, Botosso, la respinta del portiere Wild dall'altra parte, cerca in velocità, subito la risposta, Ezzi rallenta un po' il gioco per Osian e palla che è a favore della squadra in maglia nera, anche se i colori sociali sono il bianco e il blu. Situazione anche dal punto di vista così del gioco che si è equilibrata dopo il pareggio. Giappa controllato da due uomini, Saccone, Turk, attenzione, la possibilità da parte di Sutton e poi palla recuperata da Saccone, poi il sinistro di Turk per il numero 10 e la respinta del portiere. Kame vicinissima al gol, punteggio che ora è di 1-1. Sentiamo la panchina avellinese. Andiamo indietro e ci abbassiamo. Gennaro, quello che hai fatto adesso là di chiudere la fascia sul primo taglio dell'uscita di pressione loro, chiudi poco poco la fascia, ma non esasperare, non mettere la malazia, devi arrivare con la pressione, magari invece di fare così evita che loro mettono, perché stanno uscendo sempre con questa palla qua. Quando giochiamo, stiamo facendo la giocata per uscire, cioè adesso 5, vengo, tu, siamo usciti, noi non è che se non siamo usciti rimaniamo fermi, qui la poi dobbiamo cominciare a giocare, hai capito? Cioè noi usciamo dalla pressione, abbiamo suonato a arrivare, loro abbassano, là dobbiamo continuare con dopo, vengo, e soprattutto quando loro escono, non mettiamo sempre il primo turno, continuiamo a giocare in quattro, però il problema è che usciamo dalla pressione, ma poi come se usciamo e ci fermiamo, dobbiamo continuare a giocare così, perché non è che Abbiamo sentito le indicazioni da parte della panchina, del coach della formazione di avellinese Piero Basile per questi ultimi 4 minuti e 48 secondi. 4 minuti e 48 secondi al termine del primo tempo, e ora vediamo questa rimessa laterale da parte del numero 7 Ezzi per il portiere, rilancio lungo per Wild, stop di ottimo con il destro, ora c'è Osian cerca di accentrarsi, lo scarico ancora per Ezzi, Wilde cercano il varco per il tiro o per il passaggio, eccolo qui
Osian deve allargarsi, palla recuperata da Sacon, il pressing non fa ripartire l'azione della Cam e la squadra avellinese. Poi c'è questo tentativo di triangolo, viene messo a terra Turk da Galletto. Si tratta del terzo fallo, le proteste, scuote la testa Galletto, dice che troppo facilmente si è buttato a terra Turk, ma l'arbitro ha ritenuto di fischiare e quindi si riprenderà con un calcio di punizione. Con un calcio di punizione che da parte della Came, del Gaudio, lo scarico sulla metacampo della Came, Sacon si accentra, poi ancora per Turk in velocità del Gaudio, cerca il passaggio verso Sutton, Wilde si allunga, intanto cade a terra Osian, viene tirato su dall'allenatore, da Roche, sempre molto gentile, fair play sempre da parte dell'allenatore della Came, rarissimamente lo si vede arrabbiato. Del Gaudio, Galletto, Del Gaudio ancora su Osian, si fa vedere con la propria azione la squadra avellinese in questa fase della partita. Ci sono le proteste di Ezzi a 3:21. Ezzi, Arillo, il numero 23 parte da molto lontano, ha cercato l'anticipo e ci riesce. Turk con il piede sinistro, Turk, il numero 8, ha provato a trovare l'angolino, il secondo palo della porta del Sandro Abate, ma non c'è riuscito. Turk, Sutton parte il destro, anzi il sinistro, e avrebbe avuto un'ottima occasione. Sutton era stato letteralmente lasciato libero, anche se distante dalla porta aveva trovato una situazione molto positiva. La Came con questa transizione sprecato questa, io la ritengo ottima possibilità per la Came. Palla all'indietro, Turk, rilancio alto, mandato fuori dal rettangolo di gioco il pallone dai giocatori della Came. Riprende quindi l'iniziativa del questo possesso palla la formazione biancoverde. Azzoni, Del Gaudio si ferma, poi protegge il pallone di spalle, prova a girarsi, su di lui c'è Arillo. Turk a questo punto porta il sinistro, la risposta e poi il tentativo ancora una volta di tap-in di Del Gaudio, che non è riuscito, ha spedito il pallone fuori. Questi ultimi minuti rivediamo intanto l'azione. Del Gaudio un po' disturbato dall'avversario, ha messo il pallone fuori. Dicevo, negli ultimi minuti abbiamo visto una Came sicuramente che è più intraprendente in avanti rispetto a quanto era accaduto nei primi minuti di gioco. Poi ha forzato per cercare il pareggio, l'ha trovato, e questa ultima fase del primo tempo sta giocando un po' meglio la squadra di casa. Ma attenzione, un buco lasciato colpevolmente solo Arillo, ancora una verticalizzazione, già l'avevamo visto nel primo tempo. Ancora Arillo, il pallone che è recuperato dalla squadra ancora avellinese. Ghi, spalle alla porta, Ghi, su di lui c'è Turk, Del Gaudio, Avellino, ancora per il numero 23 Arillo. Ghi, parte il tentativo per Avellino, la diagonale che finisce sul fondo. Per proteste il cartellino giallo per il numero 14
della formazione di casa, ovvero Di Guida. E intanto c'è il time out. Sentiamo quanto hanno da dire nella panchina, in particolare Rocha, i protagonisti della Kame. Perché eles estão rompendo e estão criando superiorità qua, quindi abbassiamo la difesa. Pero se abbassiamo la difesa, molto importante quando uno contro in faccia che copertura, lado contrário, però anche il centro para che ricordare di abbassare. Vabbè, non abbassa quando sta puntando, abbassa quando salta, perché se tu abbassa quando sta puntando, la palla viene qua e non arrivi più. Mantieni la linea para chiudere questo passaggio, appena salta aiuta per la seconda azione. E la uscita di pressione, Lorenzo, facciamo qualche azione di palla lunga, va bene? 5 no, 5 e ascoltami, uscendo sempre di pugno, non diamo profondità perché adesso è Avelino, portiamo Avelino qua, va bene? Usciamo di pugno. Ricordare una cosa, appena la palla batte in faccia di qua o di là, deve avere una profondità. Non possiamo sbagliare questo passaggio al centro, d'accordo? Palla batte qua, paralela e quello scappa. Opzione di parallelo o palla lunga. Palla lunga, seconda azione andiamo, va bene? Dai, pronti qua. Le indicazioni da parte dell'allenatore della formazione di casa quando manca 1 minuto e 27 al termine del primo tempo. Avete visto per la seconda volta in questi primi 19 minuti di gioco una verticalizzazione che in quest'ultimo caso ha portato Arilio a tu per tu con Pietrangelo, e poi il portiere è stato bravo anche in questa situazione, come era stato nel primo tempo, nella prima parte del primo tempo, ad evitare la marcatura dei biancoverdi. Aghi intanto recupera il pallone, palla che stava per arrivare ad Avellino, la chiusura di Del Gaudio. Ottima questa iniziativa del Sandro Abate. Five Soccer, questo per esteso, questa per estesa la denominazione. Galletto trova la schiena di Turk, il numero 8 ha coperto molto bene il palo, deviando in angolo. Avellino, palla messa in mezzo, Arillo, la risposta di Pietrangelo ancora una volta su questo tentativo di Arillo. Gli applausi del pubblico di fede trevigiana su questa pronta risposta da parte di Pietrangelo, con Arillo che aveva trovato il pertugio per scagliare il pallone verso lo specchio della porta avversaria. Arillo, Ghi, Galletto, Ghi, parte il destro con il corpo, la chiusura di Guida, poi non riesce a mandare in avanti il pallone Del Gaudio. Fase finali in attacco per la squadra del Sandro Abate, questa situazione finale della prima frazione di gioco. Però attenzione, può ripartire nel contropiede la Kame con Del Gaudio che porta il pallone il destro, trova il corpo di Avellino a 31 secondi e 03 dal termine della prima frazione di gioco. Di Guida, palla in mezzo, e il pallone che stava per insaccarsi con il corpo aveva trovato la conclusione. Azzoni, la difesa avellinese spazza via, e ancora una volta protagonista con questa girata il numero 20 della Kame. Botta e risposta da una parte e dall'altra, veramente interessante questo finale di frazione. Ghi, su di lui c'è Del Gaudio, mancano davvero pochi secondi, vedremo se qualcuno della squadra del Sandro Abate proverà a calciare. Cade a terra. Attenzione perché vorrebbero la munizione per Di Guida. Attenzione che era già stato ammonito il numero 14. Poteva succedere davvero una situazione disciplinare importante dopo aver subito qualche minuto fa il primo cartellino giallo, forse per proteste. Non se l'è sentita di estrarre il secondo cartellino giallo su questo fallo. Ci poteva sicuramente anche stare, infatti si è alzata tutta la panchina del Sandro Abate. Avellino, parte il tiro direttamente
sul fondo e ci sarà da, insomma, da parlare di questa situazione a fine della partita, perché ci potevano essere gli estremi per la doppia munizione. E si conclude qui il primo tempo e quindi risultato di 1-1 al termine dei primi 20 minuti di gioco, che hanno offerto davvero un gran bello spettacolo, dobbiamo proprio veramente dirlo, fino all'ultimo secondo. E quindi qui dalla Palaciconia per ora è tutto, risultato di 1-1 e ci sentiamo ad inizio ripresa.
Ed eccoci qui nuovamente collegati con Ponzano Veneto, con il Palacicogna. Il risultato al termine del primo tempo, come lo vedete dalla sovrimpressione, tra Came Treviso e il Sandro Abate, il risultato di 1-1. Vediamo se la regia ci offre gli highlight, i due momenti importanti del match, con Wild che dà per Ocean e il pallone che si insacca per lo 0-1. E qui arriva invece la marcatura di Sacon per il gol dell'1-1. Il risultato al termine del primo tempo è di parità, quindi vediamo l'arbitro che parla con il portiere Parisi. Sta per riprendere il gioco, il calcio di inizio di questa ripresa è affidato alla formazione di casa. Giappa il pallone pronto sul cerchio centrale del campo, intanto Roscia va a vedere che sia tutto a posto vicino alla sua panchina, con la Came che giocherà in questo secondo tempo da sinistra verso destra. Si parte con Sacon, Turk, pallone che viene recuperato all'indietro da Ghi per il proprio portiere, ancora il numero 9 in possesso di palla. Perde la squadra ospite il pallone, guadagna un corner se non vado errato. Vediamo dove andrà posizionato il pallone da Sacon, eccolo qui, anzi da Sutton. Pallone all'indietro per Giappa, respinto. Sacon e palla che sfiora il palo, ma c'è stata anche una deviazione. Ha provato a trovare la doppietta il numero 89, altro angolo per la Came. Questa volta è Turk, pallone che si alza, poi due giocatori. Turk, intanto attenzione, Ghi tutto solo, dall'altra parte la rete! In contropiede Ghi va a marcare la rete del nuovo vantaggio del Sandro Abate dopo veramente pochissimi secondi dall'inizio. Presa in contropiede subito il portiere per Ghi. Turk ha cercato di recuperare il giocatore avversario, che però ha spedito il pallone alle spalle di Pietrangelo. Quindi nuovo vantaggio per il Sandro Abate, inizio che aveva visto la squadra di casa portarsi in avanti, troppo sbilanciata. Evidentemente la Came non aveva visto il giocatore avversario che era pronto a ricevere il pallone, e poi così in contropiede ha preso il gol la Came e deve nuovamente andare in cerca del pareggio la squadra trevigiana. Sacon cade a terra, la spinta su di lui da parte di Avellino, calcio di punizione. Calcio di punizione a favore della Came Treviso, con Turk che sta aspettando indicazioni da parte dell'arbitro, del proprio allenatore e anche dell'arbitro. Siamo spostati più lontani rispetto a dove c'era stato il contatto. Vabbè, comunque sia, calcio di punizione a favore della Came, con Turk, il sinistro, l'appoggio per Sacon. Turk, Sutton, Turk, Sacon, la triangolazione per Sacon, c'è Avellino su di lui, parte comunque il tiro, palla governata un po' così così da Turk, poi Giappa la va a recuperare all'indietro. Giappa in possesso di palla, il numero 12 se ne libera, la cede a Turk.
verticalizzazione, la sponda per la corrente Sutton. Basile intanto guarda dietro la propria panchina, dice proprio giocatore preparati che tra poco ti faccio entrare. Giappa, il colpo di tacco, poi l'ultimo rimpallo sfavorevole al pivot della Came Treviso, formazione trevigiana che si trova ancora costretta a rincorrere il risultato. Fallo commesso questa volta da Sutton su Arillo. Arillo, Ocean, poi mette fuori Wilde che non riesce ad agganciare il pallone mantenendolo all'interno del rettangolo di gioco. Turk, è indeciso sul da farsi il numero 8, cede a Saccon, ancora Giappa, Saccon, mette il pallone fuori, attenzione che cadendo fa male anche al portiere, ha toccato con il piede cadendo la spalla di Parisi. La sponda per Saccon, poi viene buttato a terra da Arillo, è stato Arillo a spingerlo, poi non ha potuto controllare ciò che accadeva Saccon, c'era stata la spinta del numero 23. Wilde, rilancio lungo di Avellino, nessun problema questa volta per Pietrangelo. Turk sbaglia il passaggio, non ha trovato collaborazione in alcun compagno. Si riprende il gioco con la rimessa laterale Ugherani. Avellino, Wilde, Ugherani, Arillo, il palleggio di Arillo, palla che supera anche Pietrangelo che poi con un tuffo ritorna in possesso della palla. Bella questa azione del numero 23 del Sandro Abate. Turk, pallone che riesce a mantenere in campo il numero 8 Saccon. Sutton, Giappa, Turk, serie di passaggi, Turk, nuovamente Sutton, su di lui c'è Ugherani, non è arrivato il triangolo, non si sono capiti i due giocatori della Came e quindi tornano in fase difensiva all'interno della propria metà campo. Pallone altissimo, colpo di testa di Saccon, Bottosso, palla che sta per essere recuperata da Ocean, guadagna la rimessa laterale in attacco la squadra di Piero Basile. 16:23 al termine del match. Ocean cade a terra, fallo commesso da Giappa. Si tratta del secondo fallo, 2-1 della Came per quanto riguarda questo aspetto qui, mentre è il contrario per quanto concerne, diciamo, la statistica più importante, ovvero quella del risultato della squadra che ha realizzato più reti, che è il Sandro Abate. Calcio di punizione con Wilde che va via. Avellino per Wilde, si era spostato, aveva fatto questa finta di andare incontro il pallone, poi il giocatore qui inquadrato si era portato all'interno dell'area di rigore avversaria per ricevere la palla troppo forte. Intanto attenzione, Saccon, il pallonetto, la risposta al limite dell'area di rigore di Parisi, ottima ancora la chiusura del numero 12 del Sandro Abate su questo tentativo del Came Treviso
Deviazione di Ugherani, la rivediamo con il sinistro, con la mano sinistra il Parisi riesce a evitare che il pallone andasse in porta per l'eventuale 2-2, risultato che rimane di 1-2. Poi c'è Wild che ha cercato di far proseguire in avanti il pallone per Osian, che però non è riuscito a recuperarlo. Palla alta di Giapa, lunga. Wild lascia il campo, ora è Galletto entrato al suo posto, Osian e Ugherani assieme ad Avellino, i 4 giocatori di movimento. Il pallone dato all'indietro e intanto vediamo Sutton che si libera ultimamente dell'avversario, capisce tutto. Poi Osian che ora ritorna nel possesso di palla, cerca lui di fare la situazione opposta controllando il pallone, non portandolo fuori, e quindi poi riprendere l'azione la Kame in velocità. Giapa per Botosso, cade a terra il giocatore e ancora non fischiano gli arbitri né da una parte né dall'altra. Cartellino gialla per proteste per Giapa. Attenzione che stava per redarguire, per tirare fuori un altro cartellino giallo. Giapa gli ha detto calma. L'arbitro si era avvicinato pericolosamente tra il giocatore e l'arbitro, si è messo Roscia. Stanno parlando ancora Roscia e l'arbitro. Ci sono le proteste da una parte e dall'altra, soprattutto da parte del pubblico di casa. Ancora Galletto, Botosso, la chiusura. C'è un altro cartellino giallo, non abbiamo capito per chi. Vediamo. Intanto attenzione Avellino, c'era l'arbitro che stava annotando il numero sul cartellino mentre l'azione stava continuando. Un po' di confusione sul rettangolo di gioco, con continue proteste da una parte e dall'altra. A 14:42 risultato che vede la squadra del Sandro Abate in vantaggio per 2-1. Si sono accesi gli animi decisamente in questa parte del match. Parte il tiro, pallone che gli va a finire sul volto, sui denti. Galletto viene colpito, si è autocolpito sul tiro del giocatore della Kame. Intanto se la stanno prendendo i giocatori in campo. Attenzione, questa è una bruttissima entrata. Con il giocatore, il capitano Massimo Abate. Se la sono chiamata evidentemente i giocatori. Adesso c'è il capitano che va a stringere la mano quasi. Attenzione, rivediamo questa cosa qui, è davvero brutta. C'è il terzo fallo da parte dei locali e quindi ora dovrebbe esserci il secondo
della formazione ospite. Non è stato ancora aggiornato il tabellone. Del Gaudio, Botosso, per Sutton, Del Gaudio per Botosso, Botosso ancora una volta, l'esterno destro provato da Botosso, ma la chiusura di Parisi a 14-14. Davvero una saracinesca il portiere della formazione del Sandro Abate. Osian non controlla il pallone che finisce fuori. Del Gaudio. Ecco i falli, è stato sistemato il tabellone, in realtà sono 2 per parte. Varie sostituzioni, un po' di confusione anche per quanto riguarda le sostituzioni. Ci sono le proteste da parte della panchina della Came. Da qualche minuto, come potete intuire, la tensione sul parquet del Palaciconia è notevole. Basta poco per una scintilla per far scoppiare, diciamo, la tensione ulteriormente. Del Gaudio, Saccon, Botosso, Del Gaudio, attenzione per Botosso, la chiusura su di lui di Arillo. Attenzione ancora, tensione tra Botosso e Arillo. E intanto c'è il tiro da parte di Saccon. Botosso, Saccon evidentemente sta perdendo anche di qualità il gioco espresso dalle due squadre, perché chiaramente si gioca più sui nervi in questo finale di partita. 13 dal termine, non siamo ancora proprio giunti alla parte finale del match. Manca ancora tanto dal punto di vista del calcio a 5, 13 minuti sono una infinità, però all'improvviso, come potete vedere anche dalle immagini che vi arrivano, che sostanzialmente molta agitazione, molta tensione sia nella panchina. Ecco, vedete, anche questo è un altro caso. Gli arbitri fanno proseguire, sono un intervento di Azzoni. Giù a terra giocatore del Sandro Abate. Si gioca veramente poco. Eccolo qui. Palla per il numero 7 Ezzi, che cade a terra, si tocca la gamba destra. Gli arbitri non hanno fischiato il fallo, sta sfuggendo un po' anche a livello arbitrale questa partita. Rimpallo su Wild. Pietrangelo per Turk. Del Gaudio, palla recuperata da Wild. Arillo per Ezzi, possesso di palla del Sandro Abate con Osian con Arillo. Wild, Arillo, Ezzi, salta Turk.
Del Gaudio, su di lui, su Ocean, palla gestita molto bene dalla squadra avellinese, che cerca di concludere a rete con Ocean, giocatore che aveva portato in vantaggio nel primo tempo la propria squadra sullo 0-1. Dopo c'è stata la marcatura di Saccone all'inizio del secondo tempo, il 2-1 di Ghi. Ocean, parte il tiro di Guida, il piatto destro all'indietro tranquillamente per il portiere Parisi. Wilde, Turk prende il pallone, Turk per Del Gaudio, Turk, ancora l'intervento ottimo di Wildel, Galletto, Ugherani al posto di Wilde ed Ezzi. Turk di Guida, Mazzoni, Turk, su di lui c'è Ugherani, il rilancio lungo non permette un passaggio corretto verso il proprio compagno. Giappa il pressing di Ugherani sul giocatore sloveno, e quindi la ripresa con la rimessa laterale. Avellino, Arillo, orizzontalmente Arillo, poi cede ad Avellino, Galletto, la girata in avanti, la copertura di Guida, il passaggio di Turk per il proprio portiere, ora deve lanciare in avanti, infatti è così, e ancora una volta pallone ingovernabile per il pivot della Came Treviso. Giappa che sta dando alcune indicazioni ai propri compagni. La rimessa laterale a favore della squadra di Basile, che sta dando indicazioni ai propri giocatori. Sul punto di battuta c'è Arillo, nuovamente largo per Parisi che esce dalla propria area di rigore, lancio, Azzoni capisce tutto, l'anticipo su Galletto che fa segno di ok al proprio portiere. Arillo sulla linea mediana del campo, sostanzialmente perde il pallone Arillo per Giappa, Turk, Sutton, parte il tiro, è la parte esterna della porta, c'è stata anche una deviazione e il lancio, attenzione, Giappa, tiro a rete, il pareggio di Giappa a 10:45 dal termine della partita. È stato Giappa a trovare il gol del 2-2 ed eccolo qui, primo Azzoni, il rimpallo, Sutton all'indietro per Giappa e la conclusione vincente per il 18° sigillo stagionale per il pivot della Came. Giappa ci prova ancora, Arillo, palla che finisce fuori e quindi 2/3 di partita che sta per concludersi, mancano ancora 30 secondi e il risultato che è di 2-2, 2 falli per parte. Sembra che la partita non sia, dal punto di vista della tensione agonistica, più accesa come prima. Dovrebbero essersi calmati i giocatori in campo. Speriamo che ciò avvenga fino alla conclusione della partita, per vedere più che altro, apprezzare i gesti tecnici piuttosto che le tensioni dei giocatori che aumenteranno sempre di più nelle ultime partite di questo campionato. Ci rendiamo conto che la posta in palio è importante, la Came Treviso sta cercando in qualche modo di recuperare punti per rientrare nelle prime 8 posizioni. La stessa cosa deve fare da un certo punto di vista. Intanto la rete, la girata vincente di Arillo, grandissimo il gol, ha trovato la parte sotto della traversa, il pallone splendidamente calciato dal numero 23 Arillo, e si riporta in vantaggio la squadra ospite a 10-02.
Rivediamo Avellino, pallone che rimbalza e poi lo scaglia di destro alle spalle di Pietrangelo, quindi nuovamente si aggiorna il risultato in questa ripresa dopo l'1-1 al termine del primo tempo. Ora siamo sul 2-3 e nuovamente per l'ennesima volta deve rincorrere il risultato la squadra della Kame. Giappa, Turk parte il sinistro, pallone che esce sul fondo e quindi nuovamente in vantaggio la Sandro Abate. Si stava dicendo appunto che in palio ci sono punti importanti perché davanti si corre e chi perde sicuramente si allontana dalla zona buona della classifica. Giappa commette il fallo, questa volta Avellino. È il terzo fallo per gli ospiti. Turk, palla che intendeva forse servire Giappa. Comunque davvero bei gol quelli che abbiamo visto in questo match. Giappa ha risposto a Rio, i due marcatori più importanti questa stagione delle due squadre. Turk, Sutton, Turk ancora, Sacon, Sutton, su di lui c'è Galletto, Sutton parte il destro e la chiusura di Ghi che però non tocca il pallone. Avellino, Osian, Galletto, Avellino, Galletto, Osian, parla per Ghi, spara alla porta, lo scarico ancora all'indietro per Avellino, vertice basso di posizione, palla che arriva per Ghi, muove molto la palla, forse era andata anche fuori, infatti è così, attende qualche istante prima di concedere la rimessa laterale. Intanto attenzione, cartellino rosso per Ghi a 8:14, evidentemente qualche parolina di troppo da parte di Ghi verso l'arbitro ed viene espulso. Viene espulso il giocatore, il pivot, scuote la testa il numero 9 del Sandro Abate, ma è costretto a entrare negli spogliatoi. Cartellino rosso, eccolo qui, che deve uscire. E quindi ora ha la possibilità di giocarsi questo, diciamo, jolly, la Kame, con un giocatore in più a disposizione per qualche minuto a 8:14, almeno che non realizzi subito la rete del pareggio. Sutton parte il tiro, vicinissimo immediatamente alla rete del 3-3. È una rimessa laterale ora a favore della squadra del Sandro Abate. Avellino per il portiere. Giappa ha intercettato per un attimo il pallone. 8:14, ricordiamo il momento dell'espulsione di Ghi.
La palla non è più a disposizione di Pietrangelo, che quindi deve chiedere a qualcuno del pubblico che la restituisca. Infatti è così. Avellino, Ugherani e Wilde a protezione del gol di vantaggio con un uomo in meno per l'espulsione di Ghi. La squadra del Sandro Abate. Seconda parte, il tiro ancora ottimo l'intervento di Parisi, di Gianluca Parisi, classe 96. Sacon, Wilde tutto solo a protezione Ugherani. Mantenimento del pallone da parte di Avellino. Attenzione, Avellino a porta scoperta, incredibile, Avellino va a realizzare la rete del 2-4 a 7:18 dal termine, con un uomo in meno. Avellino a superare il primo avversario. Pietrangelo in uscita, non abbiamo capito per quale motivo, si è andato a finire in quella zona del campo e si è fatto superare. Incredibile la rete del Sandro Abate con Avellino, con la squadra con un uomo in meno, ancora con un uomo in meno perché Ghi è stato espulso a 8:14. Ora siamo a 7:09. Clamoroso davvero quanto abbiamo visto qui in questi minuti al Palacicogna, con la squadra ospite che con un uomo in meno è riuscita comunque a realizzare la quarta rete di questa partita con l'appena inquadrato Avellino. Turk, ancora qualche difficoltà. Turk, parte il tiro, troppo centrale, nessun problema per Parisi. Abbiamo visto quanto sia bravo il portiere, bisogna calciare veramente molto a filo palo per poter dare qualche problema al portiere della formazione avellinese. Arillo intanto è entrato al posto di Wilde. Arillo è incredibile, stava per realizzare anche un'altra marcatura con un uomo in meno. Davvero grande difficoltà in questa partita, difensivamente parlando, per la squadra di casa. (6:23) al termine del match. 2-4, ancora con il vantaggio del giocatore in movimento in più per la squadra di casa. E intanto è rientrato, sono passati 2 minuti e quindi praticamente non solo non è riuscita la Came a raggiungere la parità, ma addirittura ha subito anche la quarta marcatura. E intanto Sacon si trova nuovamente di fronte alla bravura di Parisi, che gli ha respinto il pallone esattamente a 6 minuti dal termine. Sacon, portiere di movimento a questo punto con Turk, con Sutton che sbaglia il passaggio. Grande confusione da parte della Came. In questa stagione non ha mai perso più di 2 partite consecutivamente e in questa situazione deve sicuramente cercare di fare qualcosa in più in attacco se vuole evitare di ottenere, si fa per dire, la terza sconfitta consecutiva alla squadra di casa. Turk, il pallone calciato da Giappa sul primo palo, prontissimo nuovamente Parisi. Rivediamo nel replay il destro di Giappa, mentre siamo ancora col possesso palla della Came. Turk, Sutton,
con Sutton, Del Gaudio, Sutton, Giappa sempre spostato sulla sinistra, vediamo se era servito lui, ecco, infatti è così, capisce tutto Avellino, parte il tiro e la rete! La quinta rete, Avellino, la doppietta, Avellino a 4,50 va a realizzare la quinta marcatura, la formazione ospite con la porta sguarnita, con il portiere di movimento. È stato un gioco da ragazzi per il numero 20 della formazione del Sandro Abate andare a mettere a segno la doppietta personale. Turk, Giappa, Turk, Di Guida, Turk, Di Guida, Sacon, Giappa mette il pallone in mezzo per Del Gaudio, poi il rimpallo che favorisce la difesa biancoverde. I lupi hanno gestito molto bene le fasi importanti del match. Arillo, Avellino, Osian porta avanti il pallone, palla che non viene gestita questa volta da numero 23 Arillo. Questa sconfitta potrebbe determinare in maniera quasi, non dico definitiva, ma insomma staccare molto la squadra di casa dalla possibilità di accedere ai playoff scudetto. Mancano 3 minuti e 19, intanto il pallone è calciato dai giocatori del Sandro Abate, questa volta non riescono a centrare la porta della formazione di casa. Con i pugni, pallone che poi viene messo sopra a toccare il soffitto, la rimessa laterale. Turk a 3,12, 3 gol da recuperare per la Came in questi 180 secondi. Fase decisamente importante della stagione. Ecco qui, attenzione, pallone che sorvola di poco la traversa. Per poco non è arrivata anche la sesta marcatura del Sandro Abate. Stop di petto, pallone gestito per un attimo da Giappa, poi palla che viene messa fuori da Di Guida e sentiamo la panchina della formazione che sta vincendo. Sta giocando di qua, sta attaccando lì. No, adesso pensavo così. Però state attenti, se non arrivi in tempo è difficile. Prova il passaggio. Difendiamo con la mentalità come siamo pari. Senza pressare però. Sai perché il mio c'è? No, se me la devi ok. Se stai portando io vengo a fare il Come se siamo a 5 pari. Oh, vai, perché no, io volevo andare, poi portate. Tu vieni, io faccio il blocco, andiamo tu contro me. Se no ti dominare.
Abbiamo sentito quanto è stato detto dalla panchina avellinese, intanto ripreso il gioco con il pallone che viene messo fuori e Sutton, tanto non c'è neanche più il portiere di movimento per quanto riguarda la Came. Giappa cerca di gestire, ora Pietrangelo lascia a Sacon per Sutton, palla per Giappa, è ancora ottima la parata del portiere del Sandro Abate. Sacon di guida, Giappa, palla stava per arrivare a Sacon, poi il pallone è ribattuto dal portiere. 1,52 Giappa per Sutton, il tiro, la protezione della propria porta da parte di Ocean che respinge a 2 passi dalla propria linea di porta. Giappa di guida, Sacon, Sutton di guida, Sacon di guida, serie di passaggi, tanto il tempo scorre e poi la sponda di Giappa completamente sbagliata. 1,25, possiamo sostanzialmente entrare nella parte finale del nostro commento. Tra poco Beatrice Maier andrà ad intervistare. Intanto c'è la rete da parte di Arillo a 1,10 dal termine, il risultato che va sul 2-6, la doppietta, la rivediamo, la rispinta del portiere Pietrangelo e Arillo di piatto destro insacca alle spalle del portiere della Came. Questa sicuramente è stata una bruttissima partita, una bruttissima sconfitta per la formazione della Came. Botosso intanto per l'ultimo minuto, gli ultimi 60 secondi, il portiere esce dalla propria porta. Intanto vediamo che già si fa festa nella panchina della formazione del Sandro Abate, che si mantiene ottimamente all'interno delle prime 8 posizioni nella zona playoff. Mentre per quanto riguarda la formazione di casa, come dicevo precedentemente, questa ennesima sconfitta porta la squadra di Silvio Rocha ad allontanarsi notevolmente. A 37 secondi dal termine, l'ultima azione da parte della formazione di casa, colpo all'indietro di testa del numero 16 di Lucio, Azzoni di guida, Botosso, sbaglia tutto Botosso. La situazione, sicuramente la svolta di questa partita è avvenuta nel momento in cui, con un uomo in più per l'espulsione di Ghia a 8,14, invece di provare e di riuscirci a realizzare il pareggio del 3-3, ha subito con Avellino 2-4, il 2-4 del Sandro Abate, e poi sostanzialmente la partita si è conclusa lì, perché ed eccola qui il finale.
si è conclusa lì perché con il portiere di movimento poi la squadra di casa ha subito l'ulteriore gol di Avellino e poi la marcatura, come avete visto poco fa, a 1:10 dalla conclusione di Arillo. 2-6, grandissima la delusione in casa Kame, ottima la prestazione per quanto riguarda invece la squadra bianco-verde allenata da Piero Basile. Tra poco dovremmo avere la possibilità di sentire le interviste post partita con Beatrice Maier che è già pronta nella postazione. E ricordiamo appunto dopo l'1-1 del primo tempo la partita si è davvero aperta con tantissime azioni anche nella ripresa e con il risultato appunto finale di 2-6. Vediamo se i due tecnici arrivano nella postazione. Gli applausi. Fortunatamente finale di partita senza ulteriori tensioni. Abbracci. Tra i giocatori e il proprio staff tecnico. Dell'Avellino. Ed ecco che arriva quindi il tecnico della formazione ospite con il commento finale di questa partita, di questa vittoria. Per gli ospiti del Sandro Abate siamo qui con coach Piero Basile. Allora coach, nonostante l'inferiorità numerica siete riusciti addirittura a incrementare il vantaggio. Partirei da questo per analizzare questa partita. Sì, hai detto brava, hai detto tutto tu, perché alla fine quella è stata la chiave della nostra vittoria, no? Perché è una partita equilibratissima, come tutte le partite di questo campionato. Complimenti alla Kame e all'amico Silvio per tutto il lavoro che fa e chiaramente nel momento in cui siamo andati in vantaggio 3-2 chiaramente difendere l'inferiorità numerica e riuscire a fare il gol del 4-2 chiaramente dà una forza mentale clamorosa e lì noi abbiamo svoltato perché poi abbiamo difeso benissimo sia il finale dell'inferiorità numerica che anche il portiere di movimento realizzando, diciamo, allungando il divario alla fine, quindi è stata quella la chiave della nostra vittoria. Come ha detto lei è stato un match equilibrato, soprattutto nel primo tempo però, perché nel secondo tempo, a prescindere dai gol, c'è stato anche molto nervosismo a dimostrare dai tanti cartellini che sono stati tirati fuori, che dice? Sì, ma per me questo è il nervosismo di partite importanti che si avvicinano alla fine della stagione, no? Chiaramente la posta in palio era altissima perché sia noi che la Chiamme ci giochiamo l'ingresso dei playoff, quindi queste sono vere gare di playoff, quindi è normale che il nervosismo c'è, ma alla fine la partita è stata correttissima. Forse non so cosa è successo nell'episodio di Abate, però per il resto anche nel primo tempo pochi falli, quindi dura, competitiva la partita ma molto corretta credo. Avete fatto punti su un campo tra l'altro non facile. Sì, no, non facilissimo, lo sappiamo tutti quanto è difficile venire a prendere punti qui a Treviso contro una grande squadra e soprattutto perché per noi era una diretta concorrente per l'ingresso dei playoff, quindi è normale che sappiamo che da adesso alla fine del campionato i punti sono pesanti, valgono tanto, quindi soprattutto ottenerli fuori casa valgono veramente tanto, quindi siamo contenti, sappiamo che abbiamo anche distanziato la Kame di non so, di 6-7 punti adesso e quindi dobbiamo poi fino alla fine continuare a giocare partita per partita e cercare di continuare a far punti perché l'ingresso per i playoff sarà veramente duro. Benissimo, grazie coach, complimenti. Grazie a voi per lo splendido pubblico, per la splendida accoglienza. Grazie. Intanto quindi è pronto anche il tecnico della Kame Treviso Silvio Roscia, subito nuovamente con Beatrice Maier.
più Vediamo se siamo a posto, ok. per i padroni di casa della Camme Treviso. Abbiamo qui coach Silvia Roscia. Coach, come ho chiesto al suo collega, la chiave della partita è stato un po' forse quello che è successo nel secondo tempo, cioè nonostante la superiorità numerica vostra, gli ospiti sono riusciti addirittura a incrementare il loro vantaggio. Che cosa è successo? Secondo me hanno saputo gestire meglio di noi ogni situazione del gioco, no? Cioè, loro sapevamo che era una squadra con una buona transizione offensiva, quindi abbiamo lavorato in settimana a questo, però oggi non siamo stati bravi a minimizzare almeno questa situazione di gioco di loro, no? Quindi un'altra situazione di gioco dove loro hanno stato più bravi di noi, no? Quindi inizia a sommare tante situazioni di gioco, portiere in movimento di loro gestita bene di fase difensiva, inferiorità numerica gestita bene di parte di loro, non bene di parte nostra. Então, se tu va aggiungendo ogni situazione di gioco, loro alla fine il risultato si vede quello che è successo in campo, no? Una squadra che con tanta esperienza, con giocatori esperti che hanno saputo leggere la partita e in ogni momento della partita portare la partita a quello che interessava a loro. Sono stati molto bravi loro a riuscire a fare questo, che non è facile, non pensate che è facile fare questo in 40 minuti contro una squadra che li sta pressando, però loro sì, hanno saputo farlo. Per me il risultato è totalmente meritato, non mi pare neanche ampio, è un risultato che rispecchia quello che abbiamo visto in campo in 40 minuti. Oggi c'erano in palio punti importanti per la questione dei playoff anche. Certo, adesso di qua alla fine dobbiamo continuare giocando ogni partita. Io da settimana scorsa, dopo ultime partite che non siamo riusciti a fare 3 punti, dobbiamo iniziare a vedere ogni partita, non possiamo pensare più avanti della partita che tocca, perché non dipendiamo di noi, no? Cioè, siamo in una situazione dove dobbiamo fare il risultato per dopo vedere se i risultati dell'altra squadra ti può andare bene. Quindi se tu non fai il tuo risultato non serve neanche a guardare cosa hanno fatto gli altri, no? Quindi siamo in una situazione difficile perché ogni volta manca meno partite, quindi se noi non siamo in grado di subito, da martedì subito, iniziare a fare 3 punti, praticamente sarà impossibile trovare un posto tra le 8 prime, no? Quindi dobbiamo essere consapevoli di che ogni partita adesso praticamente è un dentro o fuori dei posti di playoff. Chiarissimo, grazie coach, in bocca al lupo. Grazie a voi. Bene, abbiamo sentito come di consueto i commenti post partita dei due allenatori. Il successo del Sandro Abate per 6-2 e quindi congratulazioni alla squadra ospite, e la Camme Treviso si dovrà leccare velocemente le ferite di questo match, perché come diceva Roscia si torna subito in campo per il turno infrasettimanale. Bene, è veramente tutto, un ringraziamento alla regia Italo Morao e ai ragazzi cameraman e per la produzione, e a risentirci e arrivederci alla prossima.